Tifoso interista, che è successo? Ha segnato Anghissà? Poi lo so che nel momentaneo pareggio di Lukaku pensavi di pareggiarla, invece nonno bastardo, vrang, con i 3 gol che vi abbiamo rifilato. Ma ciao a tutti amici, da Napoli all'87, mamma mia, che gol ha fatto il capitano! Mamma mia Di Lorenzo, quanto ti amo! Un gol alla Maradona, di sinistro l'ha piazzato nel set. Spettacolare il capitano, grande gol, l'abbraccio con Spalletti è stato bello, significativo, visto le ultime notizie che stanno uscendo verso il rinnovo di Spalletti. Ma comunque ragazzi, partita dominata dal Napoli, solita partita delle avversarie che giocano contro il Napoli, tutte piazzate lì, fanno giocare il Napoli e poi vanno di contropiede. Tanto già lo so che tutti gli interisti sotto nei commenti staranno a piangere, spiace se Gagliardini è stato espulso, se hai giocato un'ora con un giocatore in meno. È colpa tua se Gagliardini già doveva essere espulso al secondo intervento dove non gliel'hanno dato, è stato graziato sul secondo intervento, poi c'è tutto il terzo sul terzo fallo, è fuori giustamente. Se poi Inzaghi è stupido a non cambiarlo, non è colpa mia. Il Napoli ha fatto la partita dal primo al secondo tempo, l'Inter ha avuto qualche spunto in contropiede, qualche cross importante, dove fin quando c'è stato Kim insieme a Rachmani, Lukaku non ha toccato un pallone, forse uno, ma poi quando è subentrato Juan Jesus si è fatto fregare da stupido come sulla marcatura da Lukaku molto più rapido, molto più intelligente di Juan Jesus. Sbaglio totalmente di Juan Jesus a leggere il pallone per Lukaku, perché lì veramente uno sbaglio del difensore. Se c'era Kim, secondo me Lukaku non avrebbe fatto gol, ma questa è un'altra cosa. Lukaku ha segnato per il momentaneo 1-1 dopo il gol di Anghissà, che praticamente Anghissà ci ha provato tutta la partita a segnare, finalmente porta in vantaggio il Napoli, poi la pareggia appunto Lukaku. Ma Di Lorenzo si inventa un gol capolavoro, ragazzi, un gol alla Maradona, di sinistro, lo piazza nel set. Mamma mia che gol hai fatto, capitano, te lo sei meritato per una stagione strepitosa che hai fatto tu e questo Napoli, come la vittoria di oggi, che vincendo con l'Inter abbiamo battuto tutte le squadre della Serie A, ci mancava solo l'Inter, e per finire in bellezza, la ciliegina sulla torta la segna un napoletano, Gaetano. Bene, sono contento anche per lui, che si è emozionato al gol, è andato sotto la tifoseria in lacrime, è bellissimo, è stato tutto bello. Sull'1-1 ho detto no, non si può pareggiare una partita così, perché era ingiusto visto quello che ha creato l'Inter e visto quello che ha creato il Napoli. La partita che ha dettato il Napoli dal primo al secondo tempo l'ha dominata. L'Inter andava a dispunti di contropiede, ha fatto 2 tiri in tutta la partita e non si poteva pareggiare questa partita. Era ingiusto e così è stato. Il destino ha voluto che il Napoli vinceva questa partita e lo ha fatto meritatamente. Comunque, vittoria meritata, difesa molto bene di Lorenzo, Kim e Rachmani. Poi Juan Jesus è entrato e abbiamo subito gol. C'è da rivedere sul gol di Lukaku, ha sbagliato secondo me Juan Jesus. Poi Olivera così, a volte mi è piaciuto, in certi tratti ha sofferto troppo Dumfries quando è subentrato, il centrocampo mi è piaciuto tanto Zielinski, anche se ha sbagliato i calci di punizione, ma comunque ha fatto una grande partita dove poi secondo me non era da annullare il gol del 2-1, quello di Simeone, che poi Simeone si è ricordato anche il gol nel finale, se l'è ricordato un Raspadori. Comunque abbiamo avuto tante occasioni da gol, è ovvio che poi l'Inter è l'uno in meno, il Napoli con il suo possesso riusciva ad avere i buchi per poi fermare l'Inter, infatti l'abbiamo visto e l'abbiamo fatto e abbiamo vinto la partita. Niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se ancora non l'avete fatto, che aspettate la carrozza, iscrivetevi al canale di Napoli all'87. Mi sono dimenticato degli attaccanti, va bene, anche sta fatto anche lui una grande partita, così come Lobotka, Osimhen bene, ma non benissimo mi viene da dire, Kvaratskhelia subito in partita dall'inizio, mi è piaciuto, così come
Elmas così voglio dire, Politano come è subentrato così come Raspadori, anche se gli è mancato quello spunto per far gol, però poi Raspadori fa l'assist finale per chiudere la partita con la ciliegina di Gaetano. E niente, con questo è tutto, si gode, i campioni dell'Italia siamo noi e lo abbiamo fatto vedere anche ai finalisti di Champions League, chi sono i più forti. Con questo è tutto, buona serata a tutti amici, da Napoli 87 e come sempre, Forza Napoli!